Ciao a tutti, tifosi del Napoli. Oggi vi parliamo di un giocatore che ha illuminato la nostra recente vittoria in Coppa Italia, Cyril Ngonge. L'attaccante belga è stato decisivo contro il Palermo, segnando 2 gol che hanno aperto la strada al successo del Napoli. Prima di entrare nei dettagli, vi invito a mettere un like a questo video e iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro Napoli. Cyril Ngonge, ex Verona, è arrivato a Napoli lo scorso gennaio grazie a una scelta personale del nostro presidente Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di investire circa 18 a 20 milioni di euro per portarlo all'ombra del Vesuvio. E i risultati stanno iniziando a vedersi. Il belga, infatti, ha confermato il suo talento e il suo incredibile senso del gol, mettendo a segno una doppietta nella vittoria contro il Palermo in Coppa Italia. Secondo quanto riportato dall'asterisco Corriere dello Sport asterisco, Ngonge sta facendo capire a tutti che lui c'è, senza bisogno di parlare troppo. Il suo mancino ha fatto la differenza, regalandogli una serata da sogno che aspettava da tempo. E pensare che, durante il mercato estivo, sembrava destinato a lasciare Napoli. La Roma aveva messo gli occhi su di lui, soprattutto nei momenti di incertezza legati al futuro di Dybala. Ma alla fine, Ngonge è rimasto in azzurro, e ora sta mostrando a tutti perché De Laurentiis ha creduto tanto in lui. Ngonge non vuole che questa serata sia un episodio isolato. Dopo una prestazione del genere, spera di poter continuare a ritagliarsi spazio nel Napoli di Antonio Conte, dimostrando di poter essere una risorsa fondamentale anche in campionato. E voi, tifosi, cosa ne pensate? Ngonge può diventare un titolare fisso nel nostro Napoli? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E come sempre, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità sul nostro Napoli. Forza Napoli, sempre!